non è vero che la competizione elettorale finisce quando è palese il voto che emerge dalle urne. È bello guardare anche dentro le liste, perché ci sono tante cose da scoprire, e ogni volta che si va a guardare le proposte messe in campo da ogni singola forza politica o del movimento, trovi magari delle persone che con il loro impegno, con il loro dinamismo, con il loro desiderio di consegnarsi alla Calabria per contribuire a farla crescere, ci mettono l'anima, il cuore, i sentimenti pieni, e questo lascia ben sperare per un futuro diverso della politica. Giussi Militano, tu hai preso 1030 voti nel Collegio Centro. Tesoro di Calabria. Sì. Voglio dire, sei soddisfatta? Hai fatto una festa? Cosa hai fatto? Onestamente no, cioè sono soddisfatta del risultato personale, anzi ringrazio le persone che hanno avuto fiducia in me e che mi hanno sostenuta in quella che ho definito una battaglia per la libertà, però purtroppo la tristezza e l'amarezza oggi è tanta. Il dato che più mi rincuora rispetto al mio risultato personale è il risultato raggiunto dal collega di lista Vincenzo Voce su Crotone, perché non solo lui ha raggiunto oltre 3.000 preferenze, ma il dato più importante, che è giusto che venga fuori, è che Tesoro Calabria è stato il primo partito, virgolettiamo perché partito movimento, non siamo, il primo movimento davanti ai partiti a Crotone. Quindi questo è un dato, secondo me, su cui bisogna riflettere, ragionare e ripartire. È difficile intercettare il consenso da una postazione così, insomma. Non è stato difficile, quello che è stato difficile purtroppo, vista la mancanza di tempo, perché c'è altra cosa che va sottolineata, il movimento alla fine, questa campagna elettorale non è durata neanche un mese, quindi abbiamo avuto un risultato enorme, considerate quasi le 60.000 preferenze per candidato presidente. E quindi bisogna essere contenti, insomma. Sicuramente bisogna essere contenti. La tristezza sta, perché parlo per me, ma penso di parlare a nome anche dei colleghi di lista. Credo che nessuno di noi abbia deciso di accettare questa candidatura per una affermazione personale. Nel mio caso per un dovere civico. Per me è stato un dovere civico, perché a volte ce ne dimentichiamo pure, perché si parla sempre del voto come un diritto, ma la Costituzione parla anche di dovere civico, e su questo dovremmo riflettere. Maria Saladino invece è stata inserita in questo progetto del nuovo corso del Partito Democratico, perché prima, no? Era difficile avere spazi prima. Molto difficile, perché forse si è combattuto contro l'autoconservazione. Siamo in un nuovo corso del Partito Democratico dove le risorse emergono, e quindi Quanti voti hai intercettato? Quasi 1.600 voti. 1.600 voti. Voglio dire, una bella soddisfazione. Per una donna non è facile, aggiungo. Complimenti. Grazie, per una donna non è facile, ma soprattutto noi siamo in un nuovo corso del Partito Democratico, ma stiamo ricostruendo sulle macerie di chi ha prodotto il PD di ieri. Quindi non ti riconosci nel PD che ha gestito e ha governato la regione? Allora, io mi riconosco solo dal punto di vista della risorsa che ha contribuito ad un risultato al Partito Democratico di ieri. Io oggi mi riconosco nel nuovo Partito Democratico perché mi sta dando la possibilità di emergere, e quindi Nicola Zingaretti, il nostro segretario, apre porte e finestre al nuovo corso del PD. Ecco, qui mi riconosco. E quindi ti rifaccio la domanda: la precedente esperienza di governo in cui il PD era impegnato in campo in maniera massiccia non ti appartiene, non ti ha lasciato nulla, diciamo, in eredità. Non sono né io nella fotografia del Partito Democratico di ieri, né Nicola Zingaretti, quindi noi stiamo parlando di un nuovo corso del PD. Quindi in campagna elettorale non hai mai parlato della precedente esperienza? No, io ho parlato in campagna elettorale del precedente corso del PD e ho detto la verità agli elettori. Che hai detto? Ho raccontato la verità, e cioè che quando si determina e quando si sgoverna
una regione, bisogna fare anche autocritica. Io faccio parte di questo nuovo corso, sono una persona che è stata inserita all'interno anche delle liste come capolista, e quindi Zingaretti mi pare di aver dato un'immagine importante anche di pulizia all'interno di quello che è stato il PD di ieri. Quindi questo invece ti riconosce. La Calabria. Questo invece è il partito che ti aggrada, diciamo. Il mio partito. Il tuo partito. Gregorio Iannotta invece è della Lega, anche se in Calabria come la Lega è un calabrese che si lega a Salvini, insomma. Beh sì, c'è questo pregiudizio quando si affrontano i temi politici non sulle idee, sui progetti, ma sui pregiudizi e luoghi comuni, si rischia di cadere in fraintendimento. E l'hai riscontrato questo luogo comune? Ho riscontrato una battaglia senza se senza ma contro la Lega, che era l'unico partito è l'unico partito di innovazione autentica all'interno della coalizione che ha vinto, che comunque è il primo partito a livello nazionale ed è il primo partito nella coalizione. Un accanimento non sui temi, invece io ho sempre combattuto e ho fatto una campagna elettorale molto sugli argomenti, sui temi, sulle idee della Lega e sul perché oggi la Lega può essere un'opportunità anche per il Sud. Sorride Militano, perché? Per non piangere. Perché? Io ho difficoltà ad accettare una Lega Nord che ha cancellato Nord, ma l'ha cancellato per ovvie ragioni. Purtroppo in tutti gli scontri politici, anche televisivi, che abbiamo avuto, l'unico argomento che hanno saputo opporre era Lega Nord, sempre ritornando a questo discorso. Siccome la collega parlava correttamente di un nuovo corso del Partito Democratico, ritengo che le forze politiche possano e debbano rinnovarsi. La Lega è un partito che ha abbandonato ormai da anni la battaglia secessionista degli anni 90, trasformandola in una battaglia di sovranismo nazionale, sposando temi che appartengono a tutta la nazione, e ritengo che il modello amministrativo della Lega, molto vicino ai territori, alle piccole entità, alle produzioni locali, sia un modello utile anche al meridione. Ma soprattutto le forze, come diceva, le forze politiche, perché poi avere comunque dei movimenti all'interno di competizioni elettorali dove ogni volta si alimenta quello che non si dovrebbe alimentare, incapaci di capire che la politica è anche avere una visione, quindi capire... Cioè l'antipolitica? Come? Il riferimento all'antipolitica, al movimenti che fanno di interpretare che quando comunque non si è capaci di raggiungere un quorum, significa che bisogna unirsi ad una coalizione o quantomeno all'altra. Quindi l'errore che hanno fatto loro. Per dare una forza alla gente, quindi all'elettorato, senza sconvolgerlo. Onestamente no, altrimenti penso poi... Forse avremmo fatto un errore simile a quello dei 5 Stelle ed è questo il motivo per cui sono stati puniti. Ora non parliamo degli assenti, però in questo caso io ho deciso di candidarmi proprio perché innanzitutto ho sposato un progetto e ho letto un programma esistente da mesi e non formulato nottetempo, ma con delle idee ben chiare e precise, cioè per valorizzare... Il PD l'ha fatto nottetempo? No. Noi l'abbiamo depositato a novembre, poi noi abbiamo aspettato fino a dicembre i loro candidati alla presidenza, quindi questo è paradossale. Cioè, noi abbiamo lavorato sui programmi, sulle idee, e loro hanno lavorato fino all'ultimo nel raccordo sui nomi. Ed è per questo poi alla fine che ho confermato la mia candidatura, quando ho visto un uomo convinto delle sue idee e della consapevolezza che purtroppo questi discorsi condivisibili di unione in Calabria non sono fattibili, perché abbiamo dato ampia dimostrazione di essere amministrati da un partito unico, come poi lo chiama il mio presidente Carlo Tanzi. Quindi centrodestra e centrosinistra è un partito unico? Fondamentalmente in Calabria sì, ovviamente con le dovute, ecco, mi piace sempre sottolineare questa cosa. Io ho qui di fronte a me due candidati, sicuramente due persone per bene, due persone brillanti, giovani, che mi auguro comunque possano crescere e portare della linfa nuova alla nostra regione, però purtroppo fanno parte di una dinamica e di un meccanismo che per me ormai è inquinato. Ormai inquinato, io vorrei capire lei cosa intende per ormai inquinato e soprattutto lei quale novità rappresenta, chi rappresenta lei? Il popolo.
il popolo. Veramente che forse potrebbe essere anche una grande novità in questo momento, perché il popolo è poco rappresentato in Calabria, e la nostra legge elettorale e la nostra mi perdoni che la sto rispondendo a quello che diceva prima. No, e allora magari proviamo a finire ognuno un ragionamento. Lei è espressione di un candidato che rappresenta la vecchia politica, perché Carlo Tanzi è stato espressione di Mario Oliverio. Pertanto io vorrei capire lei di quale novità parla. Allora, io penso che la scelta di Mario Oliverio di nominare Carlo Tanzi, attingendo ad una graduatoria, ad esiti di una graduatoria da concorso pubblico nazionale, sia stata una delle decisioni più sagge prese mentre era a governo della nostra regione, perché ci ha dato la possibilità di avere Carlo Tanzi come capo della protezione civile, che ha portato la nostra protezione civile ad essere un fiore all'occhiello a livello nazionale, ed ha avuto il coraggio, a differenza di magari altre persone che si trovano vittime, intrappolate dentro un sistema, ha avuto il coraggio di denunciare. Sappiamo bene, mi lasci terminare, la prego. Sappiamo bene come sono andati i fatti, sappiamo bene che a volte lavorare in maniera produttiva e denunciare il malaffare non è sempre accettato dai cosiddetti poteri forti, e sappiamo bene come è stato poi allontanato dalla protezione civile. Quindi vorrei ricordare che la candidatura di Carlo Tanzi non è stata calata dall'alto come quella che magari avete dovuto subire voi con i vostri schieramenti politici, ma è stato il popolo a spingere un uomo a rappresentare una voce non ascoltata. E la nostra, la prego, mi lasci dire questo, e la nostra legge elettorale è esempio emblematico di volontà di mantenere il popolo in silenzio, perché uno sbarramento all'8% significa non concedere a nessun altro di poter dire la propria, significa allontanare le spine del fianco in Consiglio regionale. Allora, non è a mio avviso una scelta antidemocratica lo sbarramento. Io personalmente sono convinto che per garantire la governabilità, e questo lo dico anche a livello nazionale, servirebbero degli sbarramenti più importanti, dovremmo tornare ad un bipolarismo secco, a quello, io prendo sempre a modello quello che è il sistema democratico inglese e quello americano, dove ci sono due partiti consolidati che hanno dei precisi valori, all'interno dei quali cresce la classe politica, c'è un ricambio e si fa veramente esperienza e si fa veramente politica. Io credo che dobbiamo ritornare alla politica autentica. Quindi non ha senso un movimento così? No, il movimento così non ha senso, e d'altronde è confermato dal fatto che non hanno raggiunto il perché lì c'è un altro livello di non hanno raggiunto il risultato, e quindi già abbiamo la risposta. Ma d'altronde oggi il movimento che rappresenta la dottoressa è un movimento che assume tardivamente le istanze del grillismo di prima ora, e che oggi è assolutamente anacronistico anche per i fallimenti che quel tipo di antipolitica quindi è un remake, dice. È un remake in chiave calabrese di ciò che è il grillismo. Non le consento di dire questo, anche perché altrimenti il dibattito politica-antipolitica mi pare che sia lo stesso. Saremmo andati noi con loro. Ma mi pare che il dibattito politica-antipolitica sia esattamente questo. Il problema è che la prego di contestualizzare il tutto nel nostro territorio, perché io sto parlando della politica nel nostro territorio. Infatti ho specificamente dal nostro territorio posso anche trovarmi d'accordo. Ho specificamente detto che è un remake in chiave calabrese di ciò che è stato il grillismo della prima ora. Comprenderà che poi non ci si può sorprendere se viene data un'etichetta di maxi Maria partito Saladino, unico sentiamo Maria Saladino. Allora, intanto stiamo parlando, continuo a dire, di un candidato, quindi Carlo Tanzi, espressione della vecchia politica, ma soprattutto un candidato che ha portato al collasso la protezione civile. Vorrei tanto che in queste ore si parlasse, anche perché siamo anche al di fuori di una campagna elettorale. Ma lei ha vissuto in Calabria in questi anni? Mi perdoni, io sto parlando. Perché ho vissuto fuori dalla Calabria, però non mi sembra di avere una visione. Intanto io vivo in Calabria perché la mia terra o la mia famiglia è in Calabria, mi fa piacere che lei in queste ore, in questi ultimi minuti si sia andata a studiare qualcosa, però di questo magari ne parliamo dopo. Intanto le voglio dire che lei rappresenta una persona che ha portato al collasso la protezione civile, e qualcuno in questa campagna elettorale, piuttosto che parlare del nulla, quindi di programmi inesistenti, avesse parlato di un bilancio. L'ha portata alla fatta diventare un'eccellenza, non il collasso. Però lei non può dire cose che non sono vere. Di parlare, però non allora può parlare finisca di parlare del nulla, peraltro. Intanto lei deve dire alla gente come mai in questa campagna elettorale lei, che rappresenta un'espressione della protezione civile, non è andata in giro in campagna elettorale quando ha incontrato gli occhi della sofferenza, gli occhi dei
calabresi, io non rappresento la protezione civile, mi perdoni. Gli occhi degli ultimi, come mai lei non è andata dai calabresi a raccontare del dissesto idrogeologico, ma soprattutto di quello che è avvenuto a Civita, del collasso della protezione civile in un evento che piange la Calabria e l'Italia intera? Guardi che lei forse è veramente disinformata, perché io in giro per la Calabria ci sono stata per diverse settimane a bordo di un camper. Cosa ha raccontato in giro per la Calabria? No, innanzitutto noi non siamo a raccontare come gli altri, noi siamo ad ascoltare. Che bilancio ha lei della protezione civile? Noi ascoltiamo. Che bilancio io non mi ha, occupo di protezione civile, io sono un assistente sociale che conosce. Visto che lei porta mi fa una domanda, però mi faccia rispondere, non rispondo solo alle sue domande. Lei deve spiegare la bandierina della protezione io la discontinuità rispetto al passato non la vedo. Come mai è stata portata al collasso in questa regione? Io mi permetto di intervenire per dire che non siamo più in campagna elettorale, quindi analizziamo il dato in maniera più serena e distesa tutti quanti. Io che sono sindaco ho avuto a che fare con Carlo Tanzi per quanto riguarda la protezione civile, confermo che il lavoro fatto da Carlo Tanzi è stato un ottimo lavoro nell'ambito della protezione civile, glielo devo perché mi è stato molto vicino. Noi comune di San Vincenzo della Costa siamo diventati un'eccellenza nella protezione civile per merito mio e della coordinatrice che è la consigliera comunale Anna Maria Boscaglia, ma anche perché abbiamo potuto attingere molto dalla protezione civile regionale calabrese, con tanti errori che ci sono stati e che anche nella vicenda di Civita devono essere chiariti. Quindi però non punterei il dito sulla questione di Civita, perché poi lì c'è stato un discorso tra responsabilità del sindaco e responsabilità della protezione civile. Civita è una questione, la fotografia emblematica di quello che rappresenta la protezione civile. Civita, ci sono 10 persone che oggi non ci sono più e che piange però è una vicenda le cui responsabilità devono essere ancora accertate. Sarebbe bello che una persona esperta parlasse di quello che è avvenuto a Civita. Io però quello che voglio dire durante una campagna scusatemi, vorrei concludere un attimo di una regione che è stata portata al collasso. Vabbè, superiamo un attimo, vorrei concludere un attimo questo concetto prettamente politico sul civismo del gruppo di Tanzi. Io non contesto la competenza del dottore Tanzi nelle sue specifiche attività, io critico la scelta politica di essersi messi da soli con la pretesa di poter cambiare da soli una regione. Per me la politica significa anche confrontarsi con altre forze, fare squadra, fare una coalizione, altrimenti il cambiamento non lo riesci mai a determinare. Però vuol dire anche se vai da solo contro tutti non riesci a determinare alcun cambiamento e non riesci a raggiungere il risultato. Se lui avesse Tanzi non si è confrontato con nessuno, Tanzi non si è voluto confrontare con le altre coalizioni, candidati alla presidenza che non hanno avuto neanche il coraggio di presentarsi per dei confronti pubblici, non avendo la possibilità di superare un quorum che la legge elettorale prevede, fregandosene del diritto di informazione dei cittadini, di quello che la legge elettorale è. Pertanto, siccome non c'era la possibilità a parlare di confronti mancati, Carlo Tanzi ha alimentato i vostri candidati alla presidenza non si sono presentati ai confronti. Diciamo le cose come stanno. Qua mi sa che la mancanza di confronto, il coraggio risiede. Siamo qui per confrontarci. Da cittadina le dico che mi sarebbe piaciuto ascoltare. No, però mi scusi, è di ieri la notizia che il presidente Santelli ha invitato tutti i candidati e Tanzi ha detto di no, che non ci va. Il presidente Santelli ha invitato tutti i candidati, è la candidata che avrebbe dovuto confrontarsi con gli altri candidati alla presidenza e non ha dato la possibilità. Ha vinto le elezioni, da presidente il primo atto che ha fatto di cortesia e di confronto è chiamare a un tavolo gli altri candidati per raccogliere. Siamo stati anche vittime di una disinformazione e di una omertà mediatica. Io ringrazio lei perché ci ha offerto degli spazi. Ma di cosa parlo? Omertà mediatica, Tanzi è sempre in TV. Locali, però poi abbiamo a livello nazionale telegiornali ma che cosa c'entra adesso questo sul confronto? Abbiamo programmi a livello nazionale. Ma non c'entra niente questo. Dobbiamo parlare a naso. Scusate, però se non il telespettatore non arriva nulla. No, io non parlo sopra, lei non lascia spazio per parlare perché continuate a non ascoltare. Addirittura. Sì. Io ho appena detto che la Presidente eletta... Io parlo sopra nel momento in cui lei mi fa una domanda e anche la presunzione di darsi una risposta. Un attimo di tregua. Scusate. Dottoressa, siamo tra amici che discutiamo di questo esito elettorale. E allora mi faccia dire facciamo delle analisi, anche delle autocritiche. Non potete fare delle domande e rispondere da soli. Io sto dicendo, sulla mancanza di confronto, devo sottolineare che il Presidente che ha appena vinto le elezioni, piaccia o non piaccia, abbiamo vinto le elezioni, ed è il Presidente Santelli che ha dimostrato grande apertura verso le forze
politiche della coalizione, ma anche verso le altre, dicendo mettiamoci intorno a un tavolo e confrontiamoci, perché voglio recepire anche le vostre istanze. E il dottore Tanzi gli ha risposto chiaramente no, perché non ti stimo. Non mi sembra un atteggiamento propositivo per un cambiamento della Regione Calabria e rappresenta l'errore originario. Rappresenta l'errore originario, la politica individualista che non può incidere purtroppo. Non può incidere purtroppo la politica dell'io solo. Le aggiungo che io oggi purtroppo non le parlo da candidata alla Regione, le parlo da cittadina. Io oggi mi vergogno, non tanto per il risultato politico, io mi vergogno innanzitutto delle affermazioni fatte, mi vergogno da donna per averla vista ridere alle battute del suo leader, uno dei tanti leader che si è visto... No, della Santelli stiamo parlando. Ma di chi parliamo? Parliamo di programmi, di idee politiche, di cose concrete. Ma io l'avrei voluta ascoltare. Parliamo di una nuova stagione della Calabria nella quale dobbiamo tutti partecipare in maniera autentica e ma questo non è accaduto. Non l'abbiamo ascoltata, non abbiamo ascoltato lei, non abbiamo ascoltato neanche Callipo. In un'occasione abbiamo ascoltato soltanto Aiello. Le sembra giusto? A voi cittadini sembra giusto non aver avuto il diritto di un confronto tra presidenti? A me non sembra giusto e non mi sembra neanche giusto che un uomo, l'unico quarto candidato, non ne avevamo 1000, ne avevamo 4 e io non trovo giusto che in programmi nazionali venga chiamato altri, perché c'è stata un'opera di disinformazione e c'è stata un'omertà mediatica che non potete negare. Stop, fermiamoci qua. Però adesso bisogna fare i conti con la nuova stagione della politica in Calabria. Atteso che il Tesoro di Calabria e Carlo Tanzi hanno un patrimonio del 7%, 7,8%, quindi per un attimo, per un soffio, non hanno superato la soglia di sbarramento. I 5 Stelle, anche loro 7 qualcosa, insomma c'è un patrimonio di un 14% di elettorato calabrese che rimane fuori dal governo della regione. Però le istanze che hanno messo in campo in questa campagna elettorale vanno, come dire, le forze politiche devono farle proprie, devono analizzarle, devono capire il perché c'è questo zoccolo del 14%, chiamiamolo antisistema, va bene? Sì. Quindi questa è la sfida più importante. Riusciranno le forze politiche a recuperare questo spazio o rimarrà ad appannaggio di Carlo Tanzi e del Movimento 5 Stelle? Ce la faremo perché ci siamo illusi, perché noi l'entusiasmo l'abbiamo visto tra la gente, però è anche vero, sappiamo bene che cambiamento, reale cambiamento vuol dire discontinuità. Quindi se vogliamo cambiare noi dobbiamo offrire programmi e dare una discontinuità. Ma questa discontinuità ce la stiamo rivendicando un po' tutti quanti. Il candidato del PD dice io sono parte del nuovo corso, lei dice io sono Tanzi, io sono espressione di un partito che non ha mai governato in Italia, sono uno dei più giovani candidati e l'unico sindaco nella mia lista per cui rivendico un cambiamento. Probabilmente tutti siamo portatori di un'istanza di un'istanza di cambiamento, nessuno si può mettere sul piedistallo e dire io cambio tutto e voi siete tutti uguali. Non siamo tutti uguali. Siamo espressione di un cambiamento di ognuno nel proprio schieramento, con la differenza che io, e credo anche la collega del PD, abbia la convinzione che si debba ripartire dalla politica vera e la politica vuol dire anche fare coalizioni e accordi per poter vincere, che non è una cosa negativa, non è l'inciucio, è l'accordo politico. La politica è anche aggregazione, è accordo, è confronto, altrimenti sarebbe un'amministrazione dispotica se noi ammettessimo l'idea che uno solo al comando va contro tutto e contro tutti ed è l'unico che può cambiare il mondo. Ripeto, ma soprattutto questo ragionamento in Calabria non funziona. Ma soprattutto bisognerà capire, come diceva lei, se questo modo di evaporare di un movimento, di un qualcosa che nasce, sarà pro-sistema o antisistema. Questo dice la politica, quindi vedremo, ritengo, nel corso ritengo nel corso di questi mesi che se saranno capaci metteranno ha detto pro legalità. Sì. Anche qui c'è una forma di presunzione intollerabile, perché anche io sono pro legalità, non è che solo una forza si può garantire la legalità e l'altra no. Ma io sono felice amministriamo con la regione, con chi ha vinto democraticamente, perché le elezioni servono a questo, è stata eletta il presidente Santelli, la quale ha fatto dichiarazioni molto precise in questo senso. Noi siamo una forza, la Lega, che ha sempre garantito una certa trasparenza, una certa vicinanza ai territori. Io sono il primo che fa della legalità la mia battaglia. Voluti in vediamo tra 5 anni se devono restituire soldi
soldi alla regione, ma non lo dico io, lo dice la Corte dei Conti. Questa per me non è legalità. Chi sono? Questa non, noi, allora, forse non ci capiamo. Attaccare tutto e tutti, forse non ci capiamo. L'abitudine di fare bandierina ogni cosa. Oddio, la mediaticità, siamo stati oscurati. Siete nati bandierina della mediaticità sulla protezione civile. Siete nati per un movimento che si è messo da solo utilizzando la politica dell'io senza potersi confrontare. Un movimento che da solo in meno di un mese ha raggiunto 60.000 preferenze. Mi perdoni, mi faccia finire, ma soprattutto siete stati incapaci di confrontarsi. Quello che la politica vuole, quello che la politica chiede. La politica è anche studio. La politica non è solo andare in mezzo alla gente e stare tra la gente, bisogna essere capaci di tradurre poi con le competenze quello che la gente chiede. Sì, ma quello che la gente chiede è un sistema differente e ce l'ha chiesto. Siamo in un nuovo corso della politica, siamo in un nuovo corso della politica. Io guardi, me lo auguro, perché io di diverso non vedo niente rispetto a prima. Siamo in un guardo i risultati elettorali, ma non cambia nulla rispetto a prima. Il nuovo corso del piangevamo con l'occhio sinistro, ora piangiamo con quello destro, ma secondo me piangeremo con tutti e due. Il nuovo corso della Regione Calabria sta per partire, non è ancora partito, quindi non capisco lei di cosa parla. Per esempio la novità è la Lega è una novità, certo. No? È una novità. La Lega è una novità e la Lega mette al centro della sua azione modelli amministrativi efficienti. Riusciremo a incidere all'interno di una coalizione, nel confronto tra le parti, riusciremo a incidere e a portare un cambiamento importante. Vabbè, ma questo è la mancanza di argomentazione di chi attaccava la Lega. Guardi che io di argomentazioni ne avrei fin troppe, non è mancanza di argomentazioni. Era puntare il dito sempre sul solito pregiudizio. La Lega è l'unico partito nella coalizione che per la prima volta governa. Ha cancellato la scritta Nord, ha semplicemente spostato l'oggetto e i soggetti dei propri insulti, non è cambiato nulla, parla alla pancia della gente. Allora, voi siete il popolo e parlate a quale parte del corpo della gente? Al cuore. Al cuore, loro parlano al cuore, noi alla pancia, poi c'è il PD che parla alla testa, ognuno parla una parte diversa del corpo, ormai la politica l'abbiamo. Le parole e le bandierine, però quello che mi fa piacere dire anche al collega è che sicuramente lui rappresenta il nuovo, perché la Lega comunque in Calabria non ha mai governato, però è pur vero che comunque la Lega in questo momento si presenta come il nuovo in Calabria, avendo dato già un esempio in regioni dove in questo momento determinano e quindi sono il nuovo, di aver portato degli assessori dal Veneto e dalla Lombardia in Umbria, dove sono regioni che avrebbero potuto esprimere comunque delle candidature e non solo degli assessori del posto. E quindi intanto io mi auguro che il collega collega sicuramente... Nuovo, però? Scusi, stranamente siamo entrambi fuori dal Consiglio, io questo nuovo non lo vedo. Il collega rappresenta una risorsa, il nuovo, e mi auguro che nel momento in cui il collega si dovesse accorgere, si dovesse rendere conto che la Lega avrà un modello esempio dell'Umbria con gli assessori della Lombardia e del Veneto, deve abbandonare la Lega. No, il collega prende le distanze. Il collega faccia comunque le sue valutazioni e possa comunque dare delle risposte non della politica dell'io, ma di una politica che riesce anche a guardare e a criticarsi. Ma questo senz'altro credo che lo dovremmo fare tutti quanti, e io ho aderito in maniera convinta al partito della Lega perché credo in una battaglia che fa a livello nazionale, che è la stessa battaglia che molti paesi occidentali stanno cominciando a combattere, che è quella della tutela delle identità nazionali, dei mercati, e non di chiusura come semplicisticamente si vuole dire, ma di tutela, che è un discorso molto diverso. L'ho fatto convintamente per la vicinanza alle amministrazioni locali, alle piccole realtà economiche produttive, perché così fa al nord e così sta dimostrando di voler fare al sud. Adesso verificherò questa mia adesione al partito e sarò sicuramente molto vigile a che il partito della Lega rispetti alcune prerogative. Io sono un meridionalista convinto. Per me la capitale è Napoli. Che contraddizione. Io sono tornato da fuori. Contraddizione ma non è una contraddizione, vede, lei è un po' chiusa nel suo schema mentale. Apra l'idea degli altri. Vorrei completare però il mio concetto. Sono un meridionalista convinto, tanto che ho lasciato Roma, dove vivevo, per venire in Calabria e diventare sindaco di un piccolo comune, dedicando anima e corpo al mio comune e ai progetti per risollevare le sorti del mio comune. Ho aderito a un partito convinto che possa essere una buona opportunità. Se ci saranno degli errori sarò il primo a sollevarlo all'interno del partito. Noi ci auguriamo che le condizioni, noi ci auguriamo che comunque lei riesca a portare quella dignità che Matteo Salvini ha tolto alla Calabria.
Ma Matteo Salvini non ha tolto io credo che già la Lega abbia proposto grande dignità al Meridione nel momento in cui ha deciso di sposare una battaglia difficile anche per lui. Io credo che la dignità della Calabria ce la dobbiamo ridare noi. Ce la dobbiamo ridare noi alzando la testa. Il suo leader era solo quella di mi permetto di dire anche una riflessione banale. La Lega è il primo partito in Italia. Che cosa dovremmo fare noi? Andare a rivendicare le posizioni del Sud all'interno del primo partito d'Italia. Ma come mai Matteo Salvini però non si è mai visto al fianco della Jole Santelli? Come mai? Ah no, sono stati... Forse sarà d'accordo con Tanzi. No, abbiamo avuto la stessa presentazione e noi abbiamo avuto la presentazione. Evidentemente. Allora, il partito della Lega come unico partito... La collega ha dato una risposta, forse sarà d'accordo con Tanzi. No, evidentemente sarà una questione di stima, anche in quel caso, non lo so. No, non è assolutamente... È una scelta. Altrimenti è strano effettivamente non vedere, ora che me lo fa notare, è strano non vedere Salvini. Vabbè, gli avete fatto una domanda, adesso risponde. Allora, la scelta della Lega in quanto partito più innovatore della coalizione di centrodestra è stato sicuramente avere una linea comunicativa indipendente, ma insieme a Salvini c'era sul palco la Presidente Jole Santelli e abbiamo ottimi rapporti con tutta la coalizione. Questo, ma come si fa ad avere una linea comunicativa propria quando si esprime un candidato di una coalizione? Siamo in una coalizione, ma chiaramente il Presidente è di un altro partito. Che cosa vuol dire questo? Praticamente si è messo insieme tutto? No. Poco prima di Natale. Le tre forze di governo sono al Almeno governo in tutte le regioni d'Italia dove hanno vinto, sono al governo insieme in tutte le regioni d'Italia, il centrodestra è sempre unito e compatto, lo sarà anche al governo appena ci consentiranno di votare, andremo anche al governo in maniera compatta il centrodestra, la Lega sarà il primo partito perché gli equilibri si sono sposati all'interno del centrodestra e la Lega sarà il primo partito. Questa è la verità. Tutto qua, quindi non vedo quale sia il problema. Però la Lega comunica una cosa ma ne esprime un'altra, è assurda questa cosa, è proprio un modo per intortare la gente. È tutto paradossale, vede? Parliamo di cambiamento, però alla fine ma perché dice una cosa? È sempre il vecchio al governo, il cambiamento è fuori. Cioè se si esprime un candidato alla presidenza, da battere se si esprime un candidato alla presidenza così come è stato in grado il Partito Democratico di esprimere un candidato della società civile e di metterci come partito al servizio di un candidato della società civile, non capisco come mai Matteo Salvini non è stato al fianco di Jole Santelli che è un candidato espressione di una loro coalizione. Ma perché non è stato a fianco? Ma anche il vostro candidato non è stato capace di unire, perché per fortuna abbiamo la memoria. Io ero insieme a Matteo Salvini e Jole Santelli a Catanzaro, a Crotone, non mi ricordo in quale manifestazione. Dove? Non ce ne sono state se lei è stato in una manifestazione bisogna dire che io non ho visto. Qualche leader nazionale in occasione delle elezioni come sempre è tornato, ha fatto man bassa dei nostri prodotti locali, è andato via e adesso vediamo quando li rivedremo. Candidato alla presidenza anche di Matteo Salvini. Dove è stato Matteo Salvini? Dov'era? Matteo Salvini a mangiare. Matteo Salvini è una persona che parla male dei calabresi, è una persona che non arriva in Calabria ad appoggiare il candidato della Calabria calabrese, anche se Jole Santelli non ha potuto nemmeno esprimere il suo voto perché era residente a Roma, però bisogna dire che Matteo Salvini non ha appoggiato in maniera figurativa la Jole Santelli e poteva essere una forza magari per Jole Santelli. Sentiamo Iannotte però. Ecco perché facciamolo quella parlare. Percentuale di non votanti è stata a caso. Ho già risposto, ritengo che la coalizione c'è, governa in tantissime regioni insieme, governa la Calabria insieme, adesso con la Presidente Santelli la ritengo capace di fare una squadra di governo rappresentativa delle forze politiche in campo e ritengo che potremmo giudicare la coalizione di centrodestra tra 5 anni. Adesso ha vinto le elezioni, la Lega è il primo partito della regione, la Lega darà un apporto di importante innovazione nelle modalità di amministrazione e di governo e sono sicuro che la giunta regionale farà il suo lavoro. Sicuramente, perché un'unione tra destra e sinistra come avviene in Calabria non si vede da nessuna parte, quindi sicuramente ci riuscirete. Perché destra e sinistra? Perché le ripeto, le casacche qui si cambiano la notte prima delle elezioni. Ma chi le ha cambiate? Ma chi si riferisce? Dobbiamo fare un elenco dettagliato di chi ha cambiato. Non disturbiamo gli assenti. Due consiglieri regionali che sono passati da Oliverio Presidente a Santelli Presidente non sono stati eletti, quindi il popolo li ha già Il problema non è essere eletti. Io sono molto fiducioso nel voto popolare, a differenza sua che dice che sono ignoranti. Bisognerebbe dare un messaggio diverso. Che il popolo sia molto Ci sono alcune persone che non avrebbero dovuto né abbandonare la propria casacca in primis e dall'altra parte
non avrebbero dovuto dargli spazio e invece hanno dimostrato voi lo spazio. Non gliel'abbiamo dato noi. Gliel'avete dato voi lo assolutamente spazio. no. Allora, avete aiutato Salvini a crescere. Lei intanto avete aiutato Salvini a crescere. Le ricordo che il suo presidente non è stato capace neanche di unire la sinistra. E che il suo presidente 10 anni fa ha consegnato la regione a Beppe Scopelliti, ha consegnato la regione a Scopelliti e la volta scorsa ha appoggiato Vandaferro. Quindi mi verrebbe da dire che noi abbiamo lottato contro 2 candidati del centro. Ma lei sta parlando di una fotografia della Calabria che oggi non rappresenta. No, che è sempre quella purtroppo la fotografia della Calabria, non si è spostata di una virgola. Chi rappresenta la fotografia e chi è dentro la fotografia della Calabria di ieri è l'espressione del suo candidato alla presidenza, tutto qua. No, guardi, la Calabria... Io mando la pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, torniamo in diretta. Sta dicendo? Vorrei dire tante cose. Sicuramente noi dobbiamo ripartire dal risultato ottenuto. Siamo stati danneggiati, lo sappiamo, come dicevamo, da questa legge elettorale. Vabbè, questo costruita d'arte, a mio avviso. Ma però non si possono ignorare queste 60.000 preferenze. Le persone ce lo chiedono. Quindi ci hanno costretti anche a riunirci e a discutere di questo e ripartiamo assolutamente da lì, ripartiamo dai territori e ritorniamo da dove siamo venuti. Siccome stiamo facendo un'analisi un po' su tutti e 3 gli schieramenti, mi riallaccio a quello che diceva la candidata di Tanzi Presidente, perché sul discorso del PD, il PD ha avuto un grande tracollo nell'organizzazione del partito, perché ha pensato di fare fuori all'ultimo momento il presidente uscente, che era al 70%, aveva vinto Oliverio, l'ha fatto fuori l'ultima notte e in effetti ha candidato un presidente che era del centrodestra, che aveva votato centrodestra 5 anni fa, quindi creando una grande crisi di identità all'interno del partito. E questa poi è la cosa particolare. Era contro il PD e purtroppo anche lì hanno inseguito il civismo a tutti i costi, rinnegando se stessi e di fatto consegnando la politica all'antipolitica, perché Callipo ha fatto una campagna elettorale tutta di antipolitica. Tra Callipo e Tanzi forse gli argomenti erano più o meno gli stessi riguardo al sistema e l'antisistema, e quindi il PD si è assunto una grande responsabilità di fallimento, di autodenuncia del proprio fallimento. Il problema politico però è che quando si conferma e si constata che l'amministrazione è fallimentare, un partito serio deve staccare la spina prima, non deve arrivare all'ultimo giorno prima delle elezioni e prendere a calci nel sedere il presidente. Tra l'altro anche umanamente non lo condivido. E mi permetto di aggiungere anche il giustizialismo che ha dimostrato il PD è stato grave da un punto di vista politico, perché questo ripulisti che è stato così sbandierato nelle liste, secondo me è stato molto giustizialista e poco garantista, poco senso civico anche nella composizione delle liste, perché non si può fare fuori persone che hanno fatto politica e fanno politica solo perché hanno procedimenti a carico. Io sono un garantista, continuo ad esserlo, insomma. Non è stato fatto nulla sulla base di tutto questo, cioè Zingaretti, che qualcuno forse dovrebbe leggere la politica e dovrebbe anche seguirla e dovrebbe informarsi che il Partito Democratico ha avuto un congresso, il Partito Democratico ha espresso un segretario nazionale che non è più il segretario di prima, il segretario nazionale che è Nicola Zingaretti ha avuto modo e ha dimostrato coraggio di staccare la spina ad un presidente uscente che non era più in questo momento, non rappresentava più il nuovo corso del Partito Democratico, ma soprattutto non rappresentava più la volontà degli elettori del Partito Democratico agli elettori del Partito Democratico di poter avviarsi ad un nuovo corso, ma soprattutto perché Zingaretti ha avuto il coraggio che non ha avuto nessuno per 30 anni di fare la prima rivoluzione, cioè quella di commissariare una federazione provinciale che ha determinato e ha sgovernato in qualche modo il sistema del Partito Democratico, ma soprattutto anche il governo regionale. Pertanto avere il coraggio, guardate, di dichiarare fallimento non del Partito Democratico, attenzione, ma di una classe dirigente
del Partito Democratico e di costruirne una nuova. Si poteva trovare un candidato presidente all'interno del partito. Non era possibile, sa perché non era possibile? Mi perdoni, voglio terminare. Ci stiamo dimenticando delle primarie. Nel Partito Democratico da statuto esistono le primarie. Appunto, da perché statuto esistono le primarie. Sono state utilizzate le primarie? Mi perdoni, noi non eravamo nelle condizioni di poter affrontare le primarie del Partito Democratico, perché il Partito Democratico, bisogna dire la verità alla gente, in questo momento non è stato ancora, non si è ripulito ancora da quello, perché è un partito democratico. Il PD in questo momento non è che ha cacciato fuori la gente che in questo momento finge di stare ancora all'interno del Partito Democratico. Questo lo si può ottenere con le elezioni e quindi mandando la gente a votare, proprio perché il Partito Democratico è democratico. Non ha detto ad Oliverio: guarda caro Mario Oliverio, tu oggi ti puntiamo il dito semplicemente perché hai avuto questo. Nessuno gli ha detto questo. Qualcuno è stato capace, ha avuto il coraggio di dirgli: Mario Oliverio, non siamo il partito dell'autoconservazione, fatti da parte. È scomparso dal dibattito politico in campagna elettorale. Però si doveva fare prima, se il partito avesse avuto una gestione. Invece gli è stato consentito a Oliverio di continuare, come dice la candidata del PD, a sgovernare fino all'ultimo giorno. Insomma, ci sono vicende che il Partito Democratico avrebbe dovuto assumersi prima questa responsabilità per rigenerarsi in vista delle elezioni. Però dobbiamo dire la verità, il Partito Democratico non ha avuto il tempo di fare tutte queste cose che lei dice. Il Partito Democratico, la cosa che è riuscita a fare, il Partito Democratico è nato da poco, lei lo sa, si è informata, visto che ha studiato scienze politiche, è andata ad informarsi. Vivo a Firenze, guardi che ne so bene, ne so tanto di Partito Democratico, è andata ad informarsi il Partito Democratico quando è nato questo nuovo corso del Partito Democratico e cosa è stato capace ed in grado di fare, cioè di dire no anche a Carlo Tanzi, all'espressione di Carlo Tanzi. Secondo me è lei che si deve andare a documentare, sa? Magari era espressione. Mi sa che è lei che deve andare a documentarsi. Ma perché ha detto no a Carlo? Non mi risulta il Partito Democratico. Carlo Tanzi è andato più volte al Partito Democratico. Il Partito Democratico più volte è venuto a bussare alla sua porta. Carlo Tanzi c'è passato dal Partito Democratico perché gli piaceva la condizione di avere anche il Partito Democratico è passato da Carlo Tanzi. Un partito e quindi una struttura. Sono tutti passati da Carlo Tanzi, però il problema che ha fatto bene. No, Carlo Tanzi è rimasto da solo, perché altrimenti questi 60.000 voti non li avrebbe mai presi se fosse andato con qualcun altro. E se ci fosse stato il voto disgiunto credo che ne avrebbe presi anche di più. Se ci fosse stata una preferenza di genere l'avrebbe presi anche di più. Il Partito Democratico magari chiedendo delle condizioni che al Partito Democratico probabilmente non erano condizioni. Io credo che il discorso sia al contrario, di solito le condizioni sono i poteri forti che creano, che pongono le condizioni, è per questo che siamo da soli. È facile raccontare favole adesso e di andare a raccontare queste cose, d'altronde giustamente forti dei vostri leader nazionali, mentre noi siamo soli, siamo col popolo, noi non abbiamo nessuno. La politica è unione. È unione tra persone che vogliono lo stesso obiettivo. La politica è confronto, quello che non tra persone che trovano solo un modo per sedersi in consiglio regionale, perché questa è la verità. Altrimenti non avremmo avuto candidati. Ma dottoressa, l'efficacia di una proposta politica. La verità è che le ambizioni in Calabria sono personali, non sono collettive. E allora noi forse proprio questo le persone che collettivamente vogliono sostenerci in questa battaglia di libertà e legalità e democrazia soprattutto. Lei si è candidata in un movimento nei fatti dell'io, le bandierine lasciamole al nei fatti del noi, nei fatti dell'io, vi ci siete candidati voi, è diverso. Ma siamo in una coalizione, i fatti dicono che lei... Dove abbiamo visto migrare gente da una parte all'altra. Ha ragione quando dice che siete un maxi partito unico, è questa la verità, che vi piaccia o meno. Lei prima dice che noi non siamo un partito unito e non siamo stati capaci di unire e dopo mi dice che noi siamo un maxi partito, ma lei lo sa quello che dice o non lo sa? Certo, ma il maxi partito non è la sinistra, è destra e sinistra tutti insieme. Allora scusatemi un attimo. L'importante è raggiungere i luoghi di potere. Scusatemi un attimo, la Lega era vista in Calabria come uno spauracchio, no? Sì.
continua, l'ha riscontrato in campagna elettorale? Sì, assolutamente sì. L'unico argomento rispetto alla nostra progettualità, alla nostra offerta politica, l'unico argomento che hanno saputo opporre è sempre stato quello dell'insulto, dei pregiudizi, dei luoghi comuni. La cosa che mi ha sconvolto di più, ma mi sconvolge a livello nazionale, è questa presunzione che hanno alcune forze politiche, specificamente di sinistra, di fare opposizione a un partito di opposizione. Il fatto che si vada a protestare a un comizio per me è una cosa gravissima, è l'antidemocrazia che si incarna, perché nel momento in cui io sto dicendo qualcosa di diverso, nel momento in cui si fa un comizio è la massima espressione di democrazia, perché il politico si incontra col suo elettorato. Non vedo l'esigenza di un'altra forza politica di andare a protestare a un comizio di qualcun altro. Ha riscontrato questo? Assolutamente, io ho avuto una delle cose che mi ha offeso di più e veramente che genera odio sono queste persone che si arrogano il diritto di giudicare male chi ha un'idea differente, ed è una cosa molto grave che ho riscontrato. Io sono una persona abituata sempre a sfatare, a mettere in discussione i dogmi e le dottrine precostituite, sin da quando ero a scuola, e l'ho fatto anche in questo caso. Questa presunzione delle sardine, del PD, di una certa parte della sinistra, e mi pare anche della signora candidata Contanzi, di dire noi siamo meglio, e di non sapere capire che ognuno può avere un'idea politica differente e rispettare l'idea dell'altro. È veramente il fascismo. Io sono salito su un palco, rappresenta il fascismo? No. Sono salito su un palco. Ma quando mai? Ma di quale fascismo parla? No, vorrei concludere un attimo questo concetto perché ci tengo molto, è l'esperienza che mi porto dietro in maniera più significativa. Sul palco? Sono salito su un palco a Spezzano e c'era un gruppo di contestatori, tra i quali io sono partito perché non devo certo vergognarmi della mia identità politica e delle mie idee. Che agitavano un libro? Sono passato in mezzo a questi contestatori che degli insulti e degli improperi volgari, mi scusi un attimo, no, sto facendo un discorso generale, non sto dicendo, vabbè, è il PD uno dei principali partiti che alimenta questa guerra ideologica. La cosa più offensiva era che questi ostentavano un libro come per dire noi siamo la cultura, voi siete ignoranti perché votate qualcun altro. Già questa forma di arroganza credo che sia offensiva verso il 38% degli italiani che votano un altro partito. Ma la cosa sconcertante è la violenza degli insulti che proferivano, e io che sono un cittadino democratico che rispetto le idee degli altri credo che sia da analizzare questo fenomeno. Io ho risposto da un palco rivendicando il mio diritto di fare una scelta libera e di avere un'idea differente, e lo rivendico tuttora. Quindi il PD che tutto è un mondo di sinistra, ma mi pare di capire anche un mondo di tanti. Cioè questo fatto di dover additare sempre l'altro come il nemico, e io ho risposto da quel palco per ritornare che io sia felice da questo. Non può essere felice, ma deve rispettare la mia idea. Ma la rispetto. Allora, sono salito sul palco e ho detto questo a questi signori: i fascisti veri siete voi. I fascisti sono coloro che non consentono di esprimere l'idea altrui, e in questo caso sono le sardine, il Partito Democratico e chiunque va a un pubblico comizio di un altro candidato a protestare. È monopolizzare anche l'informazione e parlare alla pancia delle persone, perché purtroppo c'è troppa povertà, c'è troppa miseria in questa terra. Ma lei dice di essere espressione del popolo. È anche vero in effetti che il voto della lista Tanzi è stato votato molto dall'alta borghesia cosentina, quindi in effetti non parlate alla pancia, ma parlate resta il fatto che Cosenza si è ribellata alla sua di candidata alla presidenza, quindi già questo dovrebbe essere indicativo. Volevo dire, intanto, oltre al fatto di non ricordarsi che Salvini ha espresso degli assessori, ha fatto andare assessori dalla Lombardia e dal Veneto. Sì, questo l'abbiamo già detto. In Umbria già non è. Quindi teme che la stessa cosa avvenga qui? No, e non è un fatto che depone, insomma, a favore della politica del centrodestra e quindi di Matteo Salvini. C'è anche da dire che è un fatto, quello di cui lei parlava, che è semplicemente di civiltà, perché lei forse non si ricorda, oltre al fatto di non ricordarsi degli assessori mandati in Lombardia. Non li manderanno
qui, perché tanto di noi non gliene frega niente. Il loro obiettivo, insomma, come fanno far cadere il governo. Però vorrei finire un concetto, non perché gliene può importare nulla di noi. Io però vorrei finire un concetto. Oltre a non ricordarsi e a non ricordarsi i calabresi in qualche modo che hanno votato Jole Santelli, che comunque ci sono stati questi assessori mandati dalla Lombardia e dal Veneto a determinare, ad essere determinanti in Umbria perché incapaci magari di esprimere una loro classe dirigente e classe politica, c'è anche da dire che lei non si ricorda anche che c'è stata una contestazione da parte di una ragazza che magari rappresentava le sardine o comunque la società civile. Le sardine in questo momento non devono essere additate, ma devono essere guardate per quello che stanno protestando, non avendo un'appartenenza politica, ma sicuramente non appartengono nemmeno a chi oggi rappresenta il fascismo. Ma bisogna ricordare che anche quella ragazza che in quel momento stava contestando a Reggio Calabria, Matteo Salvini non ha mosso un dito e i leghisti e quindi la gente di Matteo Salvini ha aggredito una donna. Ma quale aggressione? Ma di che parliamo? Ma quale aggressione c'è stata? Si vada a guardare. Ma c'ero, non c'è stata alcuna aggressione. Di fronte ma lei ha sentito gli insulti con i quali quella signorina è entrata in un'assemblea chiusa, privata, è entrata insultando chiunque. Era un luogo chiuso, è entrata la signora, questa signora è entrata insultando un leader nazionale che stava parlando, e che cosa ci sconvolgiamo del fatto che il signore gli ha detto stai zitta? Ha fatto bene a dire stai zitta, ma come si è permessa? C'è un video pubblico, Ma come si è permessa? Lei sta dicendo come si è permessa. È l'antidemocrazia fatta persona. Allora lei mi deve far finire di parlare, perché io voglio esprimere un concetto a chi ci sta guardando e non sta capendo nulla di quello che sto dicendo. Lei deve dire la verità alla gente. Lei ha parlato di un evento. Io non mi sono mai sognato di andare in un comizio del PD a protestare e insultare i leader del PD. Di parlare. Non l'ho mai fatto. Il Partito Democratico accetta tutto, anche i contestatori e le contestazioni. Ora voglio dire che nel momento in cui a Reggio Calabria una ragazza che magari rappresentava le sardine, perché no, rappresentava la protesta al fallimento di una politica che magari fino a ieri è stata fatta da parte di movimenti, da parte della destra e da parte della sinistra, oggi in un nuovo corso una persona si permette di dire una parola e quindi magari anche di contestare democraticamente e viene aggredita verbalmente dai leghisti, di cui lei sta dicendo in questo momento che era un evento privato. La politica in campagna elettorale è un evento privato. Volevo dire che era un evento in un luogo chiuso tra il leader in un luogo e i suoi chiuso, elettori. in un luogo aperto la gente può dire quello che vuole. Ma lo dico, allora no, scusatemi, qui c'è un fraintendimento molto serio di quello che è la politica. Se la sardina che viene a insultare un leader nazionale su un palco, però adesso mi faccia parlare. La sardina è un valore aggiunto. Allora, se la sardina invece di venire a insultare e a dare improperi gravissimi a un leader nazionale senza alcun rispetto per nessuno degli astanti in quell'assemblea, si facesse promotrice di un movimento serio di proposte politiche serie, potrebbe riempire una sala, fare un comizio con un programma politico, mettersi al vaglio degli elettori, avrebbe la massima espressione di democrazia. Non vedo l'esigenza di entrare in un'assemblea politica e insultare un leader nazionale. Chiudiamo questa parentesi. E non l'ho mai fatto. Che c'è? Taccio. Che è meglio. Non si può tacere davanti a questo, però. Non si può tacere davanti a questo. La superbia è la vostra. Non è una superbia. Non si può tacere Ci sarà un motivo per cui la Lega è il primo partito tacere davanti all'antipolitica. Non si può tacere davanti a chi dice che la politica è e chi mi conosce lo sa. Il problema è che io sono demoralizzata. Non strumentalizziamo l'argomento. Sono demoralizzata. Io contesto il l'unica forza che ho, l'unica forza facciamola detto finire chiaramente, dai. Proviene da quel quasi 8% che ha creduto in noi e sul quale bisogna, bisogna lavorare, bisogna partire perché siamo una squadra. E questi 60.000 elettori sono con però io devo, purtroppo è una cosa che mi sta veramente a solo a valorizzare il nostro tesoro Calabria. Se io andassi tutto il resto per noi non fa parte del PD a urlare, a insultare Zingaretti dicendogli quegli insulti, cosa mi farebbero i militanti del PD? Nulla. Le zecche e i fricchettoni che mi hanno rotto le scatole per tutti i miei anni di scuola e di università con un'aggressività unica, cosa mi direbbero? Nulla. Non c'è il rispetto delle idee altrui.
altrui. Non c'è rispetto delle idee altrui. In generale neanche per le istituzioni, lo vediamo tutti i giorni. Appunto. Allora io credo che ognuno abbia un'idea politica differente, credo che ognuno abbia diritto di inventare. Scusate, abbiamo un minuto. Allora imparate a rispettare le idee politiche altrui, questo è il limite che voi avete. Vi ergete tutti su questo piedistallo dicendo che parlate alla testa, al cuore, ai sogni della gente e noi parliamo alla pancia. Chi fa politica deve capire i problemi del popolo, deve interpretarli, deve sapere quali sono i problemi economici delle persone. Fate ancora politica con i numeri. Che vuol dire con i numeri? Con i numeri. Cioè? Cosa vuol dire? Che vuol dire? Me lo spieghi? Andiamo a vedere la coalizione, quante liste, chi c'è. Ma la politica è questa, e come la facciamo la politica? Ma di che parliamo? È questa. Allora bisogna... Ma devono esserci dei rappresentanti nuovi, coerenti, che non siano delle bandierine, con un progetto politico comune, ma il progetto politico non esiste. Ma infatti lei parla di progetto politico comune, lei non ce lo ha un progetto politico comune. Si parla solo di potere. Lei parla di un progetto comune, ma lei non ha un progetto politico comune. È un voto perso, non vince. Ma che cosa stiamo facendo qua? Nulla, voi non state facendo nulla perché avete rappresentato un progetto che non è comune. Dottoressa, è l'efficacia dell'azione politica. Se uno va da solo contro tutto e contro tutti non riuscirà mai a incidere su un cambiamento. Le ricordo che i 5 Stelle sono al governo così. Infatti stanno governando benissimo. 18 parlamentari calabresi non hanno preso un consigliere regionale. Hanno iniziato ad aprirsi sia l'efficacia dell'azione dei 5 Stelle, poi è un altro argomento. È stato da soli che ci sono andati. E ne parla uno che non gli ha dato il voto. Ecco perché si dovrà lavorare sulla legge elettorale nazionale. E soprattutto su quella regionale, perché altrimenti il popolo non avrà mai sulla voce legge e elettorale. I soliti poteri forti tapperanno la bocca a 60.000 persone. Grazie. Un uomo con queste preferenze, abbiamo un consiglio con candidati con 1000 voti. Questa è un'altra cosa però. No, non è un'altra cosa, perché questo è la legge elettorale, dai. Ma nessuno della politica regionale degli ultimi anni. Ma mi pare che sono tutti d'accordo sul fatto che la legge elettorale deve prendere una barca, andare su un'isola deserta e farsi il suo regno a sua misura, così sarà contento. No, io sto perché tutto da distruggere, tutto da buttare, sono tutti cattivi tranne la dottoressa. Io però stavo parlando, stavo facendo riferimento ad una legge in una visione politica nazionale. Io, forse lei gli è sfuggito, stavo facendo riferimento alla legge elettorale nazionale, quindi alla soglia di sbarramento che non deve permettere a chi come questi movimenti si mette nella politica dell'io senza un progetto comune pensando di andare da qualche parte. Pluralismo vuol dire anche questo. Ma lei sa cosa vuol dire pluralismo? Scusa, lei sa cosa vuol dire pluralismo? Si sente rappresentato. Ma lei sa cosa significa pluralismo? Forse è lei che se lo dimentica che cosa vuol dire pluralismo oggi. Mettersi insieme, soprattutto mettere insieme le idee. La politica deve garantire la governabilità, le soglie di sbarramento non le poltrone, le idee. Appunto. C'ha ragione, qui ancora mettiamo insieme le poltrone. Ma se lei parte devo fermarvi. Parte da un progetto. Scusate. Siamo il nuovo ma lei non è il nuovo, appunto, per questo è fuori. Questo è fuori, dobbiamo fermarci. Grazie per essere stati con noi, continueremo perché vedete, anche dopo la campagna elettorale c'è motivo di discussione, perché la politica è bella per questo, il confronto, idee diverse, programmi diversi, ma rispetto mi pare che ci sia stato, insomma, giustamente c'è ancora un po' di fibrillazione, però positiva, perché comunque noi pensavamo di andare a raccogliere sui dati dell'astensionismo e non ci siamo riusciti, quindi vuol dire che il nostro risultato viene da un voto d'opinione, da un elettorato già esistente, quindi abbiamo ti prego, perché sennò non ne usciamo più. Enorme da cui attingere. Ecco. Anche loro. Peccato che non riuscirete a incidere perché siete fuori dal Consiglio regionale. E invece siamo da esterni, forse da liberi, le assicuro che saremo comunque. Saremo senza. Devo chiudere, grazie, arrivederci. Ci vediamo domani. Cosa si farà?